caffè con l'esperto è offerto da Zanutta, una casa da vivere, e Uno Magazine. Ben ritrovati ad Un caffè con l'esperto, siamo in Sala Bianca del Caffè Pedrocchi, sono Claudio Campagnolo e ho il piacere di avere quest'oggi ospite il primo assessore regionale che ci ha fatto visita ad Un caffè con l'esperto ed è l'assessore Luca Coletto. Benvenuto assessore. Grazie, buongiorno. Tra l'altro mi permetto di dire anche l'assessore più importante perché il signore che ho di fronte dirige l'assessorato alla sanità della Regione Veneto che per quanto ne sappiamo è il capitolo di spesa più importante della nostra regione. Quanto spendiamo per la salute dei veneti, assessore? Ma spendiamo sempre poco per la salute dei veneti, comunque sia sono 8 miliardi e 9 circa ogni anno. Sono soldi che vengono dal Fondo Sanitario Nazionale e vengono distribuiti alle regioni con una quota d'accesso che per quanto riguarda il Veneto vale circa l'8% del totale del Fondo Sanitario. Questi 8 miliardi e rotti sono rimasti stabili nel tempo o hanno tirato un po' la cinghia a Roma negli ultimi anni? Ma nel Fondo Sanitario sono stati sicuramente dei tagli, anzi ultimamente viene considerato addirittura tipo bancomat il Fondo Sanitario e spesso e volentieri si preleva. Dal 2014, data in cui è stato firmato il Patto della Salute, dove erano previsti a step gli incrementi del fondo sanitario, sono stati dei tagli che valevano a livello nazionale circa 2 miliardi, quindi a decorrere dal 2014 per tutti gli anni a seguire sono stati 2 miliardi di tagli che per quanto riguarda il Veneto per la quota d'accesso valgono circa 160-200 milioni, che non sono pochi. Senta, questione vaccini. Alcuni genitori l'hanno definito ricatto vaccinale, no? L'obbligo del vaccino. Qual è allo stato attuale la posizione della Regione Veneto? Ma la posizione della Regione Veneto non è mai cambiata, è sempre stata quella, è sempre stata, e lo sottolineo per l'ennesima volta, a favore dei vaccini. Non abbiamo mai detto no alle vaccinazioni, anzi siamo sempre stati a favore, tant'è che il nostro calendario vaccinale è stato calato all'interno dei nuovi livelli essenziali di assistenza del governo centrale. Lo hanno copiato pari pari ed è stato calato all'interno. Questo per dirvi la bontà del servizio vaccinale della Regione del Veneto. Detto ciò, noi al posto della coercizione siamo per la cultura vaccinale, cioè per fare informazione, per spiegare a cosa servono i vaccini, per convincere i genitori che è fondamentale vaccinare i propri figli e inoculando, mi sia permessa questo fraseggio, il virus della cultura vaccinale, siamo certi che si trasmetterà di padre in figlio e si andrà avanti convinti a vaccinare, piuttosto che con la coercizione dove c'è sempre qualcuno che giustamente o ingiustamente, questo lo lascio valutare agli altri, dirà no, non sono a favore della vaccinazione per questo e quest'altro motivo. Peraltro se ci si va a informare sul web troviamo di tutto di più, soprattutto notizie spazzatura che non fanno certo bene né alla sanità né a chi deve essere vaccinato. Senta, lei usa delle metafore un po' ardite, questo dell'inoculare il virus, comunque ci sta. Certo, è per attirare l'attenzione. Guardi, sfonda una porta aperta. A proposito di attenzione, lei ha citato poco fa il governo centrale e qualcuno dice, ma addirittura in una intervista di non molto tempo fa una mia collega romana diceva, ma perché non viene a Roma a fare l'assessore che ne avremo tanto bisogno? Allora, lei dice, ma guardi che a Roma il governo centrale... Proprio adesso con che sta arrivando l'autonomia, ma poi non è il caso. Entreremo anche in questo dettaglio. Senta, e quindi lei disse a questa mia collega, ma guardi che il governo centrale i dati, i numeri per migliorare la sanità anche a livello nazionale li ha perfettamente, e glielo dico da presidente Agenas, perché lei è presidente di... Cos'è l'Agenas? L'Agenas è un'agenzia nazionale compartecipata nella stessa maniera fra il governo e le regioni, quindi è un punto di incontro dove vengono verificati tutti quanti i dati della sanità, in entrata, in uscita, costi, benefici, valutazione, esiti dei vari reparti, per quanto riguarda le varie patologie, se i vari reparti esitano numeri necessari e sufficienti per dare la garanzia e quindi superano il break-even, perché ogni reparto che è il punto di pareggio. Punto di pareggio, benissimo, e di garanzia e sicurezza sia per il chirurgo ma anche per il paziente. Mi vengono in mente tante situazioni, tipo il tumore alla mammella, i reparti chirurgici devono fare
almeno 150 interventi. Ecco. Se sono sotto i 150 interventi devono essere chiusi, questo ai sensi del DM70. Quindi Agenas ha questa possibilità di dare al governo centrale tutti i numeri e il governo centrale ha la possibilità di intervenire con commissariamenti o altre situazioni per migliorare quella che è la situazione in quella regione. E su Agenas ci fermiamo qualche istante. Zanutta, una casa da vivere. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Qualche istante fa lei, assessore Coletto, citava il governo centrale e quindi di conseguenza anche il fatto che è in possesso di determinati dati e può fare una amministrazione della sanità pubblica un po' più ragionata e ragionevole. Ma a proposito di ragionamenti, ha citato anche, sempre qualche momento fa, il recente referendum sull'autonomia. Ma non cambia nulla per la sanità perché è già una competenza regionale o forse cambia qualcosa nell'ambito dei famosi 23 adempimenti che andrà a trattare il governatore Zaia a Roma? Allora, la sanità è già una materia compartecipata tra lo Stato e le regioni, potrebbe essere sicuramente potenziata, noi delle idee le avremmo circa l'università. Ce ne dica una. Ma le università ad esempio, visto l'esito del referendum del 4 dicembre, che è stato cassata totalmente quella che è stata la riforma costituzionale proposta dall'attuale governo, la sanità rimane in mano alle regioni per quanto riguarda la programmazione. È anomalo che per quanto riguarda appunto le borse di studio per gli specializzandi sia in mano invece al MIUR che dispone a livello nazionale quanti specializzandi servono alla regione del Veneto. Lo sapremo ben noi quanti specializzandi servono alla regione del Veneto per migliorare le cure ai pazienti, ma soprattutto quanti medici sono necessari sul territorio, viste e considerate che entro il 2023, se continuiamo così, non sarà più soddisfatto nemmeno il turnover. Senta, un cavallo di battaglia del governatore Zaia, per cui è diventato famoso a livello nazionale, è la famosa siringa, no? Che dovrebbe costare la stessa cifra in tutte le regioni italiane, mentre così non era. Però c'è anche un altro aspetto che mi interessa approfondire con lei quest'oggi ed è il famoso discorso relativo alla distribuzione dei farmaci ad elevato costo. Basti pensare ad esempio che una scatola di medicinale per l'epatite cronica, se non vado errato, varia dai 20 ai 27 mila euro a scatola, quindi una cifra veramente incredibile. Questi farmaci vengono distribuiti in due modi. Attraverso la distribuzione diretta, ovvero le farmacie all'interno dell'ospedale, cioè il paziente va dallo specialista, viene visitato, viene prescritto un determinato farmaco, scende nella farmacia dell'ospedale e lo riceve. Oppure va dal proprio medico, si fa fare la ricetta rossa e con questo va in farmacia. Questo secondo canale di distribuzione si chiama distribuzione per conto. Ora, il distribuire il farmaco attraverso le farmacie degli ospedali costa grosso modo sui 2 euro, lei me lo conferma? Sì, più o meno. Mentre la distribuzione attraverso le farmacie, ovvero per conto, ha dei costi che per fortuna nella nostra regione è abbastanza virtuoso, si attesta sui 4,50 euro, 5 euro grosso modo, mentre in altre regioni, pensate un po', arriva addirittura a sfiorare i 100 euro, cioè quindi una follia incredibile. Secondo lei è corretto dire che se si trasferisse tutto o la maggior parte di questa distribuzione di farmaci ad elevato costo nelle farmacie degli ospedali andremo a risparmiare parecchio? Ma guardi, c'è la possibilità anche di andare a risparmiare parecchio. La realtà dei fatti è che devo guardare quello che è il bilancio attuale, nel senso che ci sono due tetti per quanto riguarda le verifiche che fa il Ministero dell'Economia e Finanze a livello centrale. Il tetto della gestione ospedaliera dei farmaci, quindi della distribuzione diciamo diretta,
e quello della territoriale, che è con le farmacie. Noi come Regione Veneto rispettiamo entrambi i tetti, sforiamo leggermente quello ospedaliero. Ma perché? Perché attraverso la distribuzione ospedaliera vengono distribuiti farmaci oncologici o farmaci ad alto costo, tipo quello dell'epatite C, che generalmente viene gestito direttamente dall'ospedale. Io direi che non possiamo allontanarci da determinate distribuzioni per conto attraverso le farmacie, per un semplice motivo, che la farmacia è vicino al territorio e vicino al paziente. Pazienti fragili in Veneto ne abbiamo tantissimi, spesso e volentieri sono sovrapponibili agli anziani. E spesso e volentieri l'ospedale non è vicino a casa dell'anziano, ma è molto più vicino alla farmacia. Quindi sono dei partner importanti per voi le farmacie? Insostituibili, visto e considerato che a differenza di tante altre situazioni la farmacia è aperta H24 365 giorni all'anno. Zanutta, una casa da vivere. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Ma si potrà mai arrivare in Italia o nel Veneto a quella soluzione adottata negli Stati Uniti, che secondo me è molto pratica e anche intelligente, ovvero di acquistare i farmaci solo chiaramente sfusi, no? Per usare un termine proprio volgare, ma per farmi capire insomma da chi ci segue da casa, e che siano venduti in misura commisurata proprio a quelle che è la prescrizione medica, cioè se devo prendere 20 antibiotici dammi 20 pastiglie e non una scatola che ne contiene 40. Allora, a livello ospedaliero determinate situazioni sono già così. Certo è che adesso come adesso non arrivano nei bidoncini già sfusi, ma devono essere trasferiti dal blister al bidoncino, quindi è un doppio lavoro, diciamo, costa molto di più. È in evoluzione la situazione, ci stiamo già provando da qualche tempo, ma anche attraverso appunto accordi con le case farmaceutiche specifici per questa situazione. Senta, lei le ha nominate prima le famiglie venete in difficoltà, ci sono molte famiglie venete, troppe secondo me, che hanno a carico, quindi sulle proprie spalle un familiare con delle patologie gravi, penso solo all'Alzheimer, tanto per citarne una. Ecco, la Regione Veneto ha un occhio di riguardo verso queste realtà, che cosa fa e che cosa farà? Vengono erogati degli assegni di cura proprio specificatamente per queste patologie neurodegenerative e croniche. Alzheimer, Parkinson, tutte situazioni molto particolari. Sono previsti anche dei letti di sollievo, che sostanzialmente sono dei ricoveri mensili piuttosto che settimanali quando serve, per sollevare proprio la famiglia da situazioni dove sia fisicamente che psicologicamente l'onere è piuttosto importante supportare un paziente a casa del genere. Ma oltre a questo appunto abbiamo fatto delle delibere che prevedono un servizio infermieristico 7 giorni su 7 per una copertura di circa 12 ore al giorno. Assessore, io avrei tante altre domande da farle, però il tempo è terminato, anzi abbiamo addirittura sforato, e mi riprometto di rinvitarla, magari alla luce dei famosi adempimenti che vanno a rendere ancora più forte il comparto sanità della Regione Veneto. Grazie a Luca Coletto, assessore alla sanità della Regione. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Zanutta, una casa da vivere, e Uno Magazine.